Va ora in onda dallo studio 1 di Luserna San Giovanni un programma scritto e condotto da Enrico Peiretti con la supervisione tecnica di Giuliano Falco. Casa Peiretti. A tutti buon ascolto e buona visione. C'è una ragione che cresce in me e l'incoscienza svanisce. È come un viaggio nella notte finisce. Dimmi che senso ha dare amore a un uomo senza pietà, uno che non si è mai sentito finito, che non ha mai perduto mai. Per me una canzone, mai una povera illusione, un pensiero banale, qualcosa che rimane invece per me più che normale, che un'emozione da poco mi faccia stare male, una parola detta piano basta già, ed io non vedo più la realtà, non vedo più a che punto sta la netta differenza tra un cieco amore e la più stupida pazienza. No, io non vedo più la realtà, né quanta tenerezza ti dà la mia incoerenza, pensare che vivresti benissimo anche senza. C'è una ragione che cresce in me e una paura che nasce, l'inponderabile confonde la mente finché non si sente. E poi per me più che normale, che un'emozione da poco mi faccia stare male, una parola detta piano basta già, ed io non vedo più la realtà, non vedo più che punto sta la netta differenza tra il più cieco amore e la più stupida pazienza. No, io non vedo più la realtà, la mia incoerenza, pensare che vivresti benissimo anche senza. Buonasera! Che bello! Ma lo dico sempre, ma è di più, questa volta di più. Che bello averti qui! Grazie, bello Ma- esserci, caro Enrico, Ma bello aspetta esserci. che, come dice la mia amica cinese, viscule luci. Ascolta, ma Dimmi. quanto tempo è passato dall'ultima volta che hai cantato qui, un- che avete cantato qui in casa Un po' Peiretti? ero accompagnata da un'altra persona l'ultima volta. Ecco, Ecco, e che quindi- salutiamo, che salutiamo. Ciao Tino, Ciao Tino, ciao. quindi- Questa sera sono venuta da sola. Sì, come no? 348 348 80 40. Apri la porta, grazie. 348 80 40 254 il numero per i vostri messaggi. Invece, se volete giocare insieme a noi, devo farvi vedere una cosa bella, anzi una cosa bellissima, perché è arrivata oggi la maglietta da donna. Ok, quindi volevo indossarla, ma mi era un po' impossibile. Amiche a casa, vi faccio vedere, guardate che bella la maglietta di casa Peiretti che potete vincere. Questo è il davanti, guarda il dietro. Ma che spettacolo! Enrico, però scusa, potresti che fare spettacolo! felici un po' di donne in Sì. diretta mettendola, indossando la pelle. Cioè io dovrei spogliarmi? No, molti stanno Tanto mangiando. Tino non c'è. Ma
molti stanno mangiando, però comunque sia, se volete vincerla come dovete fare? Questo è il numero 350 187 3308 e prenotarvi a giocare con Casa Peretti. Ormai questo gioco sta prendendo piede, la gente mi ferma al semaforo, ma cos'era? Come fai a inventare le parole che poi legano la canzone? E invece di dormire io mi metto lì alla sera. La sera vado, ma che talento, sto sveglio tutta la notte, vado a cercarmi i titoli dei cantanti italiani, appena vedo una parola che potrebbe andare bene ci creo gli indizi. Quindi divertitevi, 350 187 3308, ma non abbandoniamo l'altro numero, è quello qui, questo che ho in pancia della diretta, per le vostre foto, per i saluti Total Black. Scrivete. Ma certo, prossimo brano andiamo a interpretare un brano di una grande, forse la più grande, Raffaella. Un omaggio con tutto il cuore. Tutte le volte bello della diretta. Non ho detto chiamate quel numero, mandate un messaggino. Il numero che finisce con 801, gentilmente, tanto non rispondo in diretta, dovete mandare un messaggio col vostro nome e cognome e poi vi prenotate, vi chiamo io, va bene? Quindi mi verrebbe da rispondere, dire anche ieri non hai capito, quindi non chiamate quel numero, solo serve per prenotarvi al gioco. Mannaggia, qualche suono, ma davvero ragazzi, cioè io ho il cellulare qua che sta vibrando, tra un po' rispondo, no, non posso rispondere. Agli spettatori creativi, non sei contento? Sì, direi molto creativi, molto. Raffaella Carrà, io non vivo senza te. Riscoprire io e te la ragione di essere, cosa grande, cosa che ora stento a credere, chiamarti io e te, dolci emozioni ma così inspiegabili. Anima mia, la mente piano piano che va via, la vita tua come fosse il cuore accelera.
Ho la pelle non d'oca. C'ho proprio tutto d'oca. Tutto d'oca. Tutto. È una, Piemonte. lo sai che è una meraviglia sentire la tua voce nelle orecchie. Poi io ho un volume altissimo perché devo capire tutto bene. Secondo me molti a casa hanno anche alzato il volume della TV. Questo è un brano che Basta, mi ma canta bene emoziona. su fino al massimo. Dobbiamo cambiare il televisore, Gino, perché non va più su di questo. Brava. Grazie, troppo buoni, grazie. Senti, adesso parliamo di cose belle, ma Parliamo direi, di cose ma serie. direi molto Sì. belle. Perché? 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 Dimmi. Sì, allora, la persona che mi accompagnava l'altra volta, che mi accompagna... Com'è già che si chiamava? Te lo ricordi almeno tu? Mi pare, non so se si... Agattino d'Avola. Agattino, mi Agattino. sembra, c'è un ricordo. Che sembra il nome di un vino, Agattino Che se- d'Avola, invece che ti no. ubriaca, Sì, proprio. t'ha umbriacato Ma te, t'ha umbriacato. umbriacata. Perché amici a casa. Eh. Lo dico io. Dillo tu. Lo dico io. Lo dici? No, lo dico io. No, dillo tu. Dovete sapere che quanto tempo fa? Quest'estate Quest'estate? eravamo praticamente a Viverone, dove noi abbiamo una roulotte stanziale, eravamo in campeggio. Non uno, posso dirlo, ma due uomini t'han Due chiesto. uomini mi t'han hanno chiesto una cosa bellissima. Mi hanno sposare. chiamata e mi hanno detto: Oh, io ed Eros vorremmo chiederti di sposarci. senti, posso farlo entrare? Tino, vieni qua! È sempre lui, amici a casa, è Eccomi, sempre lui, buonasera. non l'ha cambiato. Ma senti, ma sei sicuro? Buonasera. Dove vai? Dove vai? Chiudo Aspetta, qui. avvita l'asta, bene. Ma in realtà Enrico, Ma scusa. Mi ha già- Ciao, aspetta, mi ha già- te la tiro un po' più Fai su. te la pure, tiro- grazie. Vai. Oh, ma Buonasera a tutti. ma In realtà- ti rendi conto sì, che è ma una cosa importante? il problema, tu non hai risposto, ero io che ti chiamavo fuori perché io non vivo senza te, io non vivo senza te. Mi ha lasciato all'autogrill. Come ti ha lasciato Sì. la tua... Mentre venivi a Luserna? Sì, mi ha Adesso Vabbè, mamma mia, ma mi ha come detto sei veniamo con la mia permaloso." macchina. Va non bene, abbandonate i mi fidanzati ha lasciato lì, all'autogrill. poi io non Permaloso. vivo ma comunque sì, dai, va bene. Siamo Benvenuto qua, anche a te, grazie, benvenuto, siamo benvenuto. qua. Comunque è una bellissima cosa quella che è successa, che succederà che roba. tra di voi. Sì, ma la sua risposta però è stata io- anche noi dobbiamo decidere. Io perché ti non è dico che di da sì, sola, ma aspetta. anch'io non sono sola. A casa che non sanno la vostra situazione familiare stanno pensando cosa sta succedendo. Allora specifichiamolo bene. Certo. Tu e tuo figlio avete chiesto Abbiamo a lei. chiesto a lei Esatto. di sposarci. Esatto. Ma non ci ha perfetto. dato la risposta subito perché lei ha anche altri due figli. Oh, ma quindi che abbiamo bello. dovuto aspettare anche la loro risposta. Cioè, pensa che giro che abbiamo. Certo. Ma Praticamente è fantastico. una promessa è una richiesta di matrimonio che dura da mesi. Perché trovarci tutti è un problema, ma no, poi E ce poi mi l'abbiamo lascia fatta. l'autogrill. Comunque, Ce vabbè. l'abbiamo fatta. Dai, non hai patito, ti vedo che sei No, arrivato di sono- corsa. sono Oh, raga, già litigano. Io non No, voglio dire niente, però. no. Ultimo, piccola stella. Mi godo il brano. Hai da sempre compreso la mia fantasia, l'hai accesa, poi spenta, poi sei andata via. Sei tornata più forte, con un sasso nel cuore, hai preso il mio giorno e l'hai reso migliore. Te lo scrivo qui in fretta, per dirtelo ancora, che sei forte e fragile, senza paura. Tu resta la stessa di sempre. Sei la cosa più bella che indossi, sei risorsa, sei il cielo e sei il mondo, sei la strada che porta alla vita, donna instabile, sei la mia sfida, sei la piccola stella che porto nei momenti in cui non ho luce, sei la piccola stella che porto nei momenti in cui non ho luce. Hai da sempre compreso la mia nostalgia dei
i giorni ormai persi ed ormai andati via. Questo tempo trascorso non è mai abbastanza, perché dei miei occhi ne sei la sostanza. Comunque poi adesso che ti ho davanti, prometto di restarmi accanto per sempre, per sempre, per sempre. Sei la cosa più bella che indosso, sei risorsa, sei il cielo, sei il mondo, sei la strada che porta alla vita, donna instabile, sei la mia sfida, sei la piccola stella che porto, meno sei la piccola stella che porto, nei momenti in cui non ho luce, sei l'immenso di un attimo andare, del mio sogno la parte migliore, sei quel vento che soffia da sempre, ma che riesce a non farmi cadere, sei la piccola stella che porto, nei momenti in cui non ho luce, sei la piccola stella che porto, nei momenti in cui non ho luce. Ultimo, piccola stella. Sei la piccola stella che porto, nei momenti in cui non ho luce, sei la piccola stella che porto, nei momenti in cui non ho luce. Guarda, vedere noi abbiamo, cari amici a casa, la telecamera davanti, sotto vediamo la trasmissione e sopra il testo. Lui il testo praticamente in questa canzone non l'ha guardato perché guardava lei. Sì, Ed emozionante, devo dire emozionante. Nonostante mi abbia abbandonato, diciamolo. Ancora con sta cosa? no, No, se finché sei non qui è torno a perché non ti ha casa, abbandonato all'autogrill. Senti, sono L'unica preoccupato cosa che perché mi lascia perplessa. ho già quasi firmato, quindi Scusate, scusate interrompo. No, ma dica. l'unica cosa che mi lascia perplessa è sì, sei la piccola stella che allora io non è che tanto piccola sono. vabbè, sono dettagli. Infatti mi ha messo Sono a dettagli. dieta. Ma guarda che roba. Mi ha messo a dieta e ha detto Non è mai "Grazie, qua, contenta. Cioè, tu dici una canzone bellissima e non è mai contenta. Guarda, Ma lei facciamole. è la mia Senti, costellazione. noi andiamo Ce via. ne andiamo, Facciamole sì, lanciare la No, pubblicità. no. Lancia la pubblicità. No, andiamo perché tutto. Andate, Dai, lancio tu io. lancia la pubblicità. Andiamo. Quale migliore occasione? Tu prendi l'asta, io prendo il pianoforte. Dai, su. Oh, no, No, pesante. il pianoforte no. Signori, noi vi aspettiamo qui, ma adesso dovete seguire un po' di pubblicità. E subito dopo il giochino. Quindi non cambiate canale mai. Amici, bentornati per questo secondo tempo. E ormai è consuetudine che i secondi tempi inizino con il giochino, con il nostro giochino, anche perché non solo voglio regalare le magliette, omaggiare le magliette di Casa Peretti, ma voglio andare a conoscere chi ci ascolta. E questa sera abbiamo un concorrente che ha un bellissimo nome, ma proprio forse il nome più bello. Graziano? No, forse il nome più bello. Ciao Enrico, ci sei? Sì, ci sono. Ciao Enrico, sei in diretta in Casa Peretti, in diretta su Rete 7. Raccontaci qualcosa di te, da dove chiami, cosa fai nella vita e da quanto segui Casa Peretti. Allora, io vi seguo da 2 o 3 anni, non di più. Dall'inizio praticamente. Bravo Enrico, bravo. Sì, esatto. Lavoro in un poliambulatore di via 4 dove tu sei venuto già con la tua ragazza Giusto, a portarti il a panettone. mandarmi il panettone, Mi sia ricordo. per me che per mia sorella. Bene. Ascolta Enrico, lo sai come funziona il nostro gioco oramai? Io ti darò 5 lo so che indizi funziona. che portano dritti a una canzone, hai 1 minuto di tempo per pensarci, poi io stoppo il tempo, mi dici il titolo della canzone se lo sai, altrimenti viviamo il nostro minuto di fuoco dove cercherò di aiutarti il più possibile. Ok Enrico? Ok. Gli indizi di questa sera sono... Sì. Vai Paolo. Artista, Natale, Milano, esterno, concerto. Ripeto, artista, Natale, Milano, esterno, concerto. Vai col tempo. Forza Enrico, usa la fantasia.
Andiamo col tempo, Paolo. Perfetto, vai. Allora, artista non potrebbero essere tanti di artisti, però, di cantanti. Hai ragione. Milano potrebbe essere la città di Milano, ad esempio. Ad esempio, sì. Quindi? Concerto esterno, non mi viene niente. Natale, 25 dicembre. Concerto di Fu o di Laura Pausini. Ma anche o no, di chi anche sia. no. Potrebbe essere un concerto in generale. Non posso aiutarti troppo però, devo stare zitto. Ancora 10 secondi, dai. Mm. Allora, stop al tempo, Enrico, adesso parte il nostro minuto di fuoco. Prima hai pensato a un artista come cantante, bene, cancella quello che hai pensato. Sei pronto? Sì. Andiamo insieme, vai Enrico. Allora, Natale è caratteristica per tante cose. Abbiamo, cosa fai a Natale di solito in casa? La cena di Natale? No, ma cosa fai a Natale in casa, no? Dove metti le La palline? Dove metti... L'albero di Natale. L'albero di Natale, ok, l'albero di Natale, a parte le palle, ha anche altre cose. Cosa metti oltre le palle? La stella di Natale. Sì, e cos'è che illumina la stella di Natale? L'albero. No, l'albero no. Cos'è che viene illuminato Le dalla... luci. Le luci, fermati così. Andiamo su concerto. C'è un posto a Milano dove di sicuro abbiamo già visto tanti concerti. Un posto importante, molto importante. Dai, qual è il posto di Milano? Potrebbe essere un quartiere di Milano. Dov'è che gioca il Milan? Dove gioca l'Inter? A San Siro. E quindi A il San titolo? Siro. E quindi il titolo? Lucia San Siro. Sì! Lucia San Siro! Fuochi d'artificio per il nostro Enrico! Bravo! Bravissimo Enrico, che fatica, mi hai fatto sudare, ma sei stato fantastico. Artista, lucida artista, andiamo a rivedere gli indizi, così te li spiego. Roberto Vecchioni, Sì. Lucia San Siro, lucida artista, luci di Natale, Milano, un quartiere, San Siro è un quartiere di Milano, lucida esterno. E chi non ha mai visto un concerto a San Siro? Enrico, vuoi fare dei saluti? Complimenti, hai vinto la maglietta di Casa Peiretti, vuoi fare dei saluti? Allora, saluto tutta Casa Peiretti, Grazie. te e tutti gli altri di Casa Peiretti. Intanto volevo salutare anche mia sorella e tutti i miei amici che mi conoscono. Va bene, allora te li salutiamo tutti anche noi. Ciao sorella di Enrico. Ciao Enrico, Ciao. come si chiama tua sorella Enrico? Laura. Allora salutiamo Laura. Ciao Laura, grazie. Laura. Ciao Enrico, è stato un piacere giocare con te. Grazie. Grazie anche te. Ciao, complimenti. Ciao, Mancavano solo poi 5-6 secondi. Io stavo per dire un santo, poi ho detto stati zitta che magari li faccio anche sbagliare. Non è facile No, perché suggerire, non è perché che a volte tu mi hai detto prima quella, cioè anch'io ero assolutamente all'oscuro. neanche, quindi- dopo il primo minuto non avevi un'idea, non avevi niente. No, quando hai cominciato a parlare delle luci, poi sì, mi si è dai. accesa la lampadina, giusto per stare in tema. Però devo dirti che non è stato facile. Andiamo a cantare un brano? Brivido, caldo. Io ho il pallasta che... Problema tecnico, allora risolviamo, tu canta, stacca il fuoco. Attraversata da un brivido caldo, per sogni folli più grandi di me, vivendo mille emozioni in contrasto, riparto da te. Tra mille note di vita raccolte e gli orizzonti che non vedo più, confusamente tra immagini stanche, raffiori anche tu. Sai ti penso tanto, lo sai ti sento tanto, e ti ho aspettato tanto, sai ti penso tanto,
si ferma in te. Occhi per orizzonti nei tramonti che vorrei, mani si stringono su cuori stanchi e fragili, tempo che non invecchia una fotografia, resta il vuoto dentro. In quelle nebbie disperse dal vento, tra labirinti di cristalli, appare il viso di chi se n'è andato e non torna più. Sai, ti penso tanto, lo sai, ti sento tanto. Viaggia la mente dei ricordi miei, viaggia, viaggia, avvolta nella nostalgia di te, come la luce di un diamante pazzo che resta per sempre dentro gli occhi, negli orizzonti, nei tramonti che vorrei. Tempo che non invecchia una fotografia, storie di gente uguali a noi. Hai capito? Hai capito? Hai Il capito? tempo che non invecchia una fotografia. Che bella, Sì, che molto, bella molto questa, bella, sì. questa immagine che mi è venuta anche Di in Mattia mente. Bazzar, No? poi. Quante fotografie noi facciamo nel corso della nostra vita che a volte non le vedi più, non le guardi più e loro invecchiano. Però se continui a guardare prendono sempre forma, prendono sempre vita attraverso i ricordi. È vero. A proposito di cose belle, ma molto belle, facciamo Sì. tornare tuo marito. Posso dire marito? Futuro, Ma sì, promesso vabbè, sposo. ma manca pochissimo, dai, manca pochissimo. Renzo Sali, Renzo, il Ma promesso sposo. quanto manca? Possiamo dire anche una data così indicativa, maggio, Maggio. cioè maggio, anche se non potevo dirla l'ho Maggio. detta, quindi No, non è che non lo potevi Enrico, dire. mi che- sento un po' zia Marta, sai quando Perché? entro con quest'asta quell'asta mi manca coi il fili, cioè, mi poi manca il grembiulino, no? qua ci Però sono chilometri di fili, quindi La è zia normale. Marta. mi sento un po' la zia Marta. Sì, bene, sono contento. Magari c'è qua domani, devo chiamarla, vedremo cosa succede domani sera. 348 8040 254 il numero per i vostri messaggi. Siamo in diretta, potete richiedere delle canzoni, mandarci delle fotografie, insomma, usate Casa Peireti. Rendeteci partecipi anche di cosa state facendo in questo momento. Se state mandando, fate una foto al piatto di pasta lì davanti. No, che a noi sono fa a dieta. Sei a dieta? Sono a dieta. E allora fate 2 foto, non solo al primo ma anche al secondo, ok? Va bene. E poi mandatecele però. Aspettoso. Andiamo a cantare un brano fantastico, arriva Viceversa, ok? Tino, sei pronto? Sì. Allora, se sei pronto, te lo metto subito. Vai. Tu non lo dici, io non lo vedo. L'amore cieco siamo noi di sbieco. Un battivecchio nato su un letto. Un diluvio universale, un giudizio sotto il tetto. Con un po' di down. Silenzio rotto per un grande sound. Semplice pure complesso. Libri aperti in equilibrio tra segreti e compromessi. Facili occasioni per difficili concetti. Anime purissime e sporchissimi difetti. Fragili combinazioni tra ragione ed emozioni. Solitudini e condivisioni. Come fa? Ma se dovessimo spiegare in pochissime parole il complesso meccanismo
governa l'armonia del nostro amore. Basterebbe solamente dire, senza starci troppo a ragionare, che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male, viceversa. Che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male, viceversa. E detto questo, che cosa ci resta? Dopo una vita al centro della festa, protagonisti e numeri uno, invidiabili da tutti, indispensabili a nessuno. Madre che dice del padre, avrei voluto solo realizzare il mio ideale, la vita normale, ma l'amore di normale non ha neanche le parole. Parlano di pace, fanno la rivoluzione, dittatori, teste, partigiani dentro il cuore. Non c'è soluzione che non sia l'accettazione di lasciarsi abbandonati all'emozione. Yes! Ma se dovessimo spiegare in pochissime parole il complesso meccanismo che governa l'armonia del nostro amore, basterebbe solamente dire, senza starci troppo a ragionare, che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male, viceversa. Che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male, viceversa. E la paura dietro l'arroganza, e tutto l'universo chiuso in una stanza, e l'abbondanza dentro la mancanza, ti amo e basta. E l'abitudine nella sorpresa, è una vittoria poco prima della resa. È solamente tutto quello che ci manca, che cerchiamo per poterti dire che ti amo. Ma se dovessimo spiegare in pochissime parole il complesso meccanismo che governa l'armonia del nostro amore, basterebbe solamente dire, senza starci troppo a ragionare, che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male, viceversa. Che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male, viceversa. Che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male e viceversa. viceversa. E d'altra parte, bello che sia così. No? Cosa ne dici? Esatto, Bello sì, che sì. sia così. Andiamo avanti, abbiamo ancora. Aspetta che stiamo andando velocissimi qua sul monitor, fermi tutti che faccio un piccolo reset. Ogni tanto la connessione fa pasticci e noi resettiamo, vediamo soltanto di tornare noi. C'è Paolo in regia che ride. Che cosa ti devo dire? Siamo andati veloci. Fa così. Siamo dal vivo, queste cose succedono soltanto chi è dal vivo e soltanto chi si permette di fare una follia come una trasmissione televisiva tramite internet. Ma questa follia a me piace, a voi piace, a loro piace. Quindi se piace a tanti, che follia sia. Giusto? Esatto. Oh. Lasciamoci Guarda, facciamo andare così. alla follia. Anticipo di un minuto la pubblicità e poi così abbiamo modo di giocare ancora una volta, di leggere tutti i loro messaggi e fare un gran finale insieme ai Total Black. Pubblicità. Splendido. E questo terzo tempo inizia come secondo, quindi con il giochino per vincere. Guarda che bella, faccio ancora vedere una volta la maglia di Casa Peiretti, il davanti e il dietro. Come fare a vincere? Dovete prenotarvi al 350-187-3308 come ha fatto la nostra amica Mirella. Ciao Mirella, ci sei? Ciao, Ciao Mirella, benvenuta in Casa Peiretti, benvenuta in Rete 7, siamo in diretta, raccontaci qualcosa di te, dove vivi e da quanto ci segui? io vivo a Torino e seguo il programma da 2 anni. Bene, ci fa piacere. Cos'è che ti piace di Casa Peiretti? Le canzoni. Bene, sono contento, wow. Allora, sei pronta a giocare? Tempo che... abbastanza. Allora Paolo, resettiamo il timer. Ok, il timer è stato resettato e adesso andiamo con gli indizi. Vai! Diavolo! 18. Perdere, nazioni e togliere. Da questo momento parte il minuto in solitudine. Forza Mirella, dai!
Rivediamo gli indizi. Diavolo, 18, perdere, nazioni, togliere. Ah, c'era stato un piccolo problema. Ok. Ti ripeto gli indizi, stop al tempo, stop. Rifacciamo, chiedo scusa, c'è stato un piccolo problema di trascrizione degli indizi. Abbiamo diavolo, 18, perdere e nazioni. Vai col tempo, vai. Allora Mirella, hai un'idea? Ah, nazioni. Dai che sei stata anche aiutata da un piccolo errorino. Abbiamo dovuto rifar partire il tempo. Diavolo, 18 perdere, nazioni e togliere. Non è facile, ma non è neanche così difficile. Devi volare con la tua fantasia. Mancano 25 secondi, Mirella. Poi ti aiuto. Non ci sto, ma non ci sto. Dai, pensa. Stop al tempo. Hai una piccola idea, Mirella? Altrimenti ti aiuto, Proprio niente, zucchero forse, diavolo in me, però no. No, però sono convinto che posso farcela. Sei pronta? Inizia il minuto di fuoco nostro, ok? Vai. Allora, la sera quando guardi l'orologio sono le 18, giusto? Ma si potrebbe anche chiamare in un altro modo quel 18. Quindi se io ti chiedo ma che ore sono, potresti anche rispondermi 6. Le 6. Le 6, bene, perfetto. Invece per quanto riguarda, c'è una cosa che non si dovrebbe fare, ma potresti venderla al diavolo. Cos'è che si vende al diavolo? Ok, tu cucini, Mirella? Tu cucini? No, non so proprio cucinare. Non sai cucinare, però no. di solito quando si prende l'aglio, per non far sì che ti venga su, cos'è che vai a togliere? Vai a togliere? Cosa c'è dentro l'aglio? Cos'è che si vende al diavolo? Io vendo là al diavolo. Io vendo l'annim. Cos'è che si vende al diavolo? Non ci sono proprio. Mi dispiace tantissimo. Il titolo era 6 nell'anima. Si dice vendo. È vero. Riguardiamo gli indizi. 6 si vende l'anima al diavolo. Perdere l'anima. Il 6 nazioni di rugby, questa era molto difficile, però è togliere l'anima dell'aglio. Insomma, però puoi riprovarci. Rimandaci un messaggio al 350-187-3308 e avremo modo di rigiocare insieme. Va bene? Va bene, Mirella? Va bene. Grazie. Facciamo così. Vuoi fare un saluto? Ciao. Sì, saluto tutti quelli che mi conoscono. E voilà. Grazie Mirella, ciao, Ok. ciao, ti vogliamo Ciao. bene. Grazie Ciao, per ciao, aver ciao. partecipato. E ragazzi, ce l'ho messa tutta, davvero tutta, non sapevo più come fare, cosa dire, però è andata. Che te devo dire? Non ha Secondo mai me- preparato la bagna cauda. Non ha mai preparato la bagna Secondo me cauda. Mirella era anche un po' emozionata. Sì, guarda che l'emozione è La prossima volta incredibile. secondo me ce la fa, è solo che si è fatta prendere un po' dell'emozione, puoi sentire la tua voce, vederti, probabilmente la signora sia anche un po' emozionata. Sì, lo so, capita, ma l'emozione è... Esercitati Mirella, alla prossima. L'emozione è poi una bella sensazione. Cioè, se non si ha l'emozione in determinate cose vuol dire che uno è un frigo, è freddo come un frigo. Quindi. Però tu c'eri arrivata a diavolo 18 perdere, nazioni e No, togliere. ho letto, questa volta ho capito che Quella a fianco è il titolo, giusto? D'altra prima parte. non l'avevo visto, pensa quanto sono sveglia. Ragazzi, No, poi così, andiamo a, come scrive la nostra regia, il nostro Paolo, l'emozione è una voce. Grazie Paolo, una banalità di quelle terribili. Però ti voglio bene, lo sai. Andiamo a leggere un po' di messaggi, vai. Io lo amo questo Paolo, io lo amo. Vai.
Casa Peretti, un giardino fiorito che a pochi purtroppo rivela la bellezza del suo cuore. Massimo da Brescia, ciao amici. Ciao Massimo, grazie di cuore, che bello. Ciao a tutti, a te Enrico ti voglio tantissimo bene. Saluti Daniela da Torino, baci. Ciao Daniela, grazie. Ciao, Ciao Daniela. Dani. Vai Tino. No. Finalmente i Total Black direi che mi siete mancati, ma vi subisco tutti i giorni in casa. Eleonora dei Total Black. Ci È sembra di contenta perché conoscerla, non c'è nessuno in casa, la casa è tutta per lei. Grande festa Eleonora, brava! Arriviamo, Ogni Ele. sera guardando Casa Peretti si riceve una doccia di stelle perché si ascolta musica fantastica. La nostra Dani d'Alessandria, grazie Dani, grazie. Romy e Roby battono le mani e noi ringraziamo inchinando. Ciao, Romy, Facciamo ciao, Roby. l'inchino. Ciao Romy, grazie. Mi fai per favore una canzone di Mia Martini, grazie per la compagnia. Ciao da Elena. Questa sera non ne abbiamo in programma di Mia Martini, ma arriveranno di sicuro perché Mia Martini è un artista che noi ricordiamo sempre in Casa Peretti. Ciao Enrico Peretti, Casa Peretti, tanti saluti ai Total Black e buona trasmissione a tutti voi da Antonio Priniceri, Valte Torino. Ciao Antonio, ciao. ci scrive tantissimo, ci Dove segue. eravate lì? Dove eravate? Eravamo a 4 matrimoni, È una trasmissione su Sky. No, no. Quella sì, E è che... abbiamo anche vinto, la mia sposa ha vinto. Complimenti a tutti Ciao, e grazie. Cristina. Grazie per ieri sera, ce lo dice il nostro Ciro. Ciao Ciao, Ciro. Ciao. 4 matrimoni. Sì, Abbiamo mi anche ricordo, vinto, mi pensa un po'. ricordo. Abbiamo fatto ballare anche la troupe. Vi adoriamo! Tanti saluti da Maxim, Marione e Isotta. Continuate così, grazie e complimenti per questo bellissimo micione con degli occhi fantastici. Ciao ragazzi, grazie! Brava, bravissima, baci la tua sister. Ma mia sister. Ciao Anna, Casa. ciao sister. Ciao Anna, grazie. Ciao Enrico, Casa Peretti è sempre più bella. Grande inizio con la bravissima cantante di cui non conosco il nome. Uno spazio di bella musica in un'atmosfera di amicizia e serenità. Salutissimi a tutti voi. Francesco da Torino. Grazie Francesco, io sono Grazia comunque. Grazie, così. grazie. grazie. Simpatia, buona musica, allegria, ovvero Casa Peretti. Ciao grandi, Giovanni d'Alessandria. Wow, grazie. Ciao tutta Casa Peretti, vi ringraziamo per tutta la compagnia che ci fate e per tutta la buona musica. Enrico, ieri sera hai fatto lettera 22 troppo bene. Un saluto da Laura e Angelo da Mondovì. Grazie, l'ho fatta mia, un pianoforte voce, ho detto inutile, non la faccio con la base, la rendo più da Peretti, più da Casa Volevo Peretti. chiedere di cantarcela. Che spettacolo, bravissima. Voce da Sanremo, un saluto a te. E anche- Enrico, e anche Giuliano e Saretta. Carla da Luserna. Ciao Carla, Carla. grazie. Ciao. Anche lei ci segue. Ciao, un bacione Carla. Sempre dalla prima puntata e questa è una meraviglia l'affetto che ci danno ogni sera. Un abbraccio forte, grazie a Tino, Alexia e Lorenzo. Ciao Ale, ciao Lorenzo. Bravi, papà, grazie, grande Peretti, siete bravissimi ed io a casa amo guardarvi e soprattutto ascoltarvi. Ciao da Eros. Ciao, Eros è l'altro mio uomo. Ormai abbiamo tutta È la l'uomo. famiglia Sì, collegata. sì. Ma Eleonora, cosa sta facendo? Io vorrei una foto di ciò che succede a casa vostra in questo momento. Non lo so se lei ce la Meglio non manda, saperlo. ma io preferisco rimanere nell'oscuro. La bravissima la tua ospite Enrico, complimenti, un abbraccio a tutti di Casa Peretti, da Gabri, da Grugliasco. Ciao Gabri, grazie. Grazie Gabri. Un gradito ritorno a quello dei Total Black, un abbraccio ragazzi. Ciao Alfonsina e Germano. Ciao cari, ciao, grazie. Ricordo che domani sera saremo io e Enzo a tenermi compagnia. Buonasera, sono Luca. Volevo augurare buon compleanno alla mia splendida moglie Daniela. Volevo dedicarle Balliamo sul mondo di Ligabue, un brano bellissimo. Te lo canto domani, lo provo nel pomeriggio, se viene domani lo facciamo. Mi è arrivato un messaggio adesso che non siamo solo io e Enzo, ma c'è anche la zia Marta. Siete fantastici, grazie Tino, piccola stella, cantata benissimo. Un abbraccio da Tanuzzo. Ciao Tanuzzo, ciao. Ciao Enrico, stasera riesco a seguirti anch'io. Un abbraccio a te ed un saluto ai tuoi ospiti. Il grandissimo Ivan. Torna presto perché è stato bellissimo insieme a te. Scusate, ma dovrebbe esserci la zia Marta. Scusate. pronto? Ci sono No, anche zia pronto. Marta non può partecipare a nessun gioco. Scusami Paolo, vieni un attimo in onda perché ho pronunciato zia Marta e dal niente
E sento la voce di zia Marta e ho il telefono bello spento. No, volevo solo sapere se lei domani sera c'è. No, ma io ci sono, però non ho capito, ma Pierino mio non c'è? No, Piero non c'è. Da quando ho saputo che forse lei veniva oggi, lui non viene. Non ha dormito 3 notti dopo l'altra volta. Ma 3 io, notti. ma io sarei venuta se c'era Pierino mio. Vabbè, no, Ven- ci siamo io e Enzo, abbia ven- pazienza, prenda ciò che c'è. Va bene, vengo lo stesso, però Pierino mio mi raccomando. Sì, Ti basta aspetto, con sto ti Pierino. aspetto. Ok, continuiamo con i messaggi. Continuiamo, Paolo, scusami, ma c'era questa interferenza. Ciao, grazie. Ma ce l'hai Grandissimi, ci fate compagnia sempre. Un grande saluto al mio amicone Marione da Roccaforte. Ciao Marione! Bravissima! Eh sì. Confermo, siete semplicemente favolosi, vi voglio bene. La Chelucci, grazie Chelucci! Grazie. Complimenti a voi tutti, soprattutto grazie a Sono Ornella. Vorrei sentire una canzone di Mina, un super abbraccio. Ciao Ornella. Ma se riusciamo a farla, la buttiamo così su 2 piedi. Dai, vediamo. Bravo Tino! Bravo Tino! Bravo! Grazie. Diciamo che quelli bravo e brava ce li mandiamo noi. Ma va! Ciao caro Enrico, un saluto ai Total Black, vi voglio bene, vi ascolto più tardi. Cataldo da Torino. Ciao Cataldo, Cataldo. grazie. Se volete fare come Cataldo, canale 83 alle 21:30 al 4:15 di questa notte su Rete 7, altrimenti cercateci su internet. Saluti, abbracci, grazie a Tino da Amici di Viverone, Sergio ed Enza. Ciao Sergio, ciao Enza, a presto, tra poco. Buonasera Casa Peretti, sempre presente dalla Riviera di Levante. Massi, bravo Massi! Ciao Massi. Facci pubblicità lì nella Riviera. Caro Enrico, mi faresti sentire i miei giorni felici del grande Wes? Grazie, bellissima voce la cantante. Ospite Alex da Cournier. Va bene, la mettiamo in programma. Grazie, Adesso Alex. non ti so dire quando, ma tu seguici tutte le sere. Grazie e Tino, vi auguro tanta felicità. Mara e Gianni. Grazie Mara, grazie Gianni, grazie. Tanti complimenti da un nuovo ascoltatore, Max da Alessandria. Allora, nuovo ascoltatore, benvenuto in Casa Peiretti. Ricordo che siamo in diretta dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21, tutte le settimane. Super sposi o super cantanti, diciamo solo super Fabri, Nichelino. Grazie Fabri, un bacio. Che bella questa cosa. Enrico Total Black, combinazione unica, fantastico trio. Un saluto da Medeo. Ciao Medeo. Abbraccio, Amedeo, ciao. Un abbraccio grande. Sempre uno spettacolo ascoltarvi, cantare bravissimi Enza, Sergio, Adriano e Angela, un bacio grande! Ciao ragazzi, grazie. Ciao Enrico, grazie per aver invitato i Total Black, chiedi a Grazia di cantare la sua bellissima Viva, grazie mille Silvia, Viva, Sì, io ho 2 brani miei, uno è Viva e uno Se tu vuoi. E perché non me l'hai detto? Oi là là? Oi là là la signora prossima, Longari, la prossima, oi là la là, prossima. oh, la prossima. Grazie Tino, siete bravissimi, Angela e Adriano, ciao! Ciao ragazzi. Un abbraccio forte da Francesca e famiglia. Ciao Francesca, ciao famiglia. Che bello. Che bello. Guarda quanti sono anche questa sera. Ciao ragazzi, siete bravissimi. Un saluto da Giovanna da Feletto. Ciao Feletto, ciao Giovanna. Grazie. Un abbraccio da parte di tutti del gruppo di Assitec. Grande Agattino e saluti per Casa Peiretti. Ciao Assitec, ciao Ciao ragazzi. I colleghi, ciao, salutate la Yvonne che vi segue sempre. Ciao Yvonne, ma noi salutiamo Bacio tutti. Yvonne, grandissimo bacio. Salutiamo tutti quelli che scrivono, e tutti, grandi Tino e Grazia, un abbraccio, saluti dal Moro di San Mauro Torinese. Grande Vice. Ciao. Ciao, siete bravissimi da Giada e Nicole. Wow. Ciao ma quanto- belle. Che cari che siete. Ciao Enrico, siete bravissimi, vi seguo tutte le sere. Un saluto da Matteo da Como. Ciao Matteo. Ciao Matteo, grazie. Regia, torniamo in onda. Mamma Quanto mia. tempo manca? Veramente poco, immagino. Pochissimo. Fammi sapere, 1 minuto e mezzo, dai, un pezzettino di Mina lo facciamo, dai, ma piccolo. Ok, questo per Ornella. Solamente ieri sera io parlavo con gli amici, scherzavamo fra di noi. E tu sei arrivato, mi hai guardato e allora tutto è cambiato per me. Mi sei scoppiato
signori, grazie Tino, i Total Black. Grazie. Enrico, Grazie per averci Enrico, invitato. grazie, Ci avete- grazie alla regia a tutti. Ci avete regalato una serata straordinaria, ma grazie alla vostra voce, ma soprattutto al vostro modo di essere. Siete straordinari. Grazie. Grazie Paolo, Enrico, grazie Paolo e regia, e saluto Grazie, ognuno di Paolo. voi. Ciao. Ci vediamo domani, io, Enzo e la zia Marta, chissà cosa non mi combinerà. Ciao, grazie. Marta. Ciao. Vi voglio bene tutti. Zia